dei diritti umani. La Cina, appunto, Pechino risponde ribadendo la propria scelta di campo. L'amicizia con la Russia è indissolubile. In diretta ci riferisce la nostra corrispondente Giovanna Botteri. Cercano lo scontro, una nuova guerra fredda, le interferenze nella politica interna cinese sono intollerabili. Pechino risponde con poche parole ma chiari segnali a quel documento del G7 che chiede una soluzione pacifica per Taiwan, risponde mandando 28 dei suoi aerei da guerra e alla rinnovata alleanza tra Stati Uniti ed Europa, anche in chiave anti-cinese, risponde con la collaborazione strategica con la Russia, un'amicizia indissolubile che vale oro per Mosca e per Pechino, e loro dicono qui in Cina non deve temere il fuoco. Linea te lo studio. Un confronto non facile, quello di domani tra Biden e Putin, collegamenti aperti con Mosca e Ginevra.